Guardate il sugo alla genovese di oggi che ho fatto alla prova del cuoco, guardate, guardate. Stasera sapete che abbiamo pensato con il nostro pizzaiolo Antonio Crolla di fare una pizza alla genovese e anche con Mimì, il mio aiuto chef. Prego, vada. Stenda la pizza. Puoi stare un po' più in là, grazie. Eccoci, spostati un po'. Ci sono? Proviamo sta pizza alla genovese, secondo me ha più rumore. Ma vorremmo proprio stripaste. Ah, il pastino mio, morbido, morbido. Allargati un po', cantò. Facciamoci prima un letto di mozzarella. Ma non parli, sei muto? Fior di latte? Fior di latte, ok. Poi che dici? Che ci vogliamo mettere? Genovese? Un cucchiaio di genovese. Non tantissimo, sennò diventa un pochino pesante, figurati, Facciamo una bella pizza genovese per i nostri clienti. Poi ci mettiamo il pecorino, ci vuole pecorino e parmigiano. Ce ne mettiamo un po'. E cucinate un poco di mozzarella, per favore. Eccoci qua. Il pepe, mi raccomando il pepe, Eccoci qua. Parmigiano, basilico? Parmigiano, sì, tanto basilico e un bel filo d'olio. E un bel filo d'olio. Questo è l'olio? Ecco, l'olio lo metto io, abbondante olio. Perché ci vuole il sapore nelle cose, non si vuole che cose così scialappate. Vediamo come viene questa pizza. È una bellissima ricetta, la pizza alla genovese. Ma vediamo. Vediamo che è venuto fuori. Vediamo. La vostra genovese, ma perché si chiama genovese? Io lo so ma non ve lo posso dire. E ora chi dice che era per uno chef che si era fermato a Napoli che era genovese, chi dice che addirittura dalla Svizzera uno chef che faceva di cognome genovese, chi dice questo, chi dice quello, ma io dico solo che la genovese è talmente buona. Eccola, mamma mia! Devo fare l'assaggio? Ma non brucia, che profumo senti? Di genovese. Mamma che buona, e la cipolla non si sente neanche più di tanto. Evviva la pizza alla genovese!